L'espressione strana guerra indica un periodo storico, durante la Seconda Guerra Mondiale, che va dalla fine della campagna di Polonia all'avvio delle operazioni in Francia nel maggio 1940. L'espressione si riferisce al fatto che il periodo segnò una sostanziale stasi nelle operazioni militari del conflitto. Tale periodo viene indicato in modo diverso nelle storiografie dei vari paesi coinvolti nel conflitto. I tedeschi usano i termini Stichkrieg, guerra seduta, un gioco di parole in contrapposizione con Blitzkrieg, e i Komiskarkrieg, guerra comica o guerra strana, dal doppio significato della parola. I francesi Drôle de guerre, guerra farsa, come i polacchi che la definirono strana guerra. E nel Regno Unito il periodo venne indicato perfino come Boer War, guerra noiosa, un gioco di parole con Boer War, guerra boera, o Phoney War, guerra finta o guerra per finta, e Twilight War, guerra del crepuscolo, come disse Neville Chamberlain. In Italia Mussolini la definì guerra fittizia e sempre nella penisola venne chiamata come guerra dei coriandoli. Malgrado le dichiarazioni di guerra del settembre 1939, il fronte occidentale non fu teatro di scontri significativi, in entro contrasto con la Grande Guerra, nel corso della quale era stato sin da subito interessato da violenti attacchi e contrattacchi. Tale impasse terminò bruscamente nel maggio 1940 con l'inizio della campagna di Francia. Mentre gran parte dell'esercito tedesco stava combattendo contro la Polonia, un più piccolo contingente tedesco si schierò davanti alle linee difensive fortificate lungo il confine francese, linea Siegfriedo. Sulla linea Maginot, dall'altra parte del confine, le truppe francesi e britanniche li fronteggiarono, ma ci furono soltanto schermaglie locali. La Royal Air Force britannica sganciò volantini propagandistici sulla Germania e le prime truppe canadesi sbarcarono in Gran Bretagna, mentre nell'Europa occidentale rimase una strana calma per 7 mesi. Nel frattempo, le nazioni avversarie si scontrarono nella campagna di Norvegia. Nella loro corsa a riarmo, Regno Unito e Francia avevano entrambe cominciato ad acquistare armi da produttori statunitensi allo scopo dell'ostilità, integrando la propria produzione. Gli Stati Uniti, tecnicamente neutrali, aiutarono gli alleati occidentali con vendite scontate e successivamente con prestiti di equipaggiamenti militari e scorte. Gli sforzi tedeschi di interdire il commercio transatlantico degli alleati diedero il via alla seconda battaglia dell'Atlantico. Le date indicate per l'inizio e la fine di questa fase della seconda guerra mondiale variano. In Francia il periodo va dalla dichiarazione ufficiale di guerra alla Germania, il 3 settembre 1939, fino all'invasione tedesca del Benelux e della Francia. È noto come Drôle de guerre, guerra buffa, termine coniato al giornalista francese Roland Dorgelès, che riportava l'inattività militare sul fronte franco-tedesco. In Polonia, che si sentiva tradita dai suoi alleati occidentali, il termine strana guerra viene usato per il periodo successivo dell'arresto di tutte le operazioni offensive sul fronte occidentale, il 12 settembre 1939. Nelle opere inglesi viene indicato il 6 ottobre, poiché da quel giorno cessò la resistenza organizzata polacca e finì la campagna di settembre. Solitamente la strana guerra si considera finito con l'assalto della Germania nazista ai Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo, il 10 maggio 1940. La sconfitta della campagna alleata in Norvegia, che nacque dal piano mai realizzato per aiutare la Finlandia, portò a un famoso dibattito nella Camera dei Comuni, durante il quale il primo ministro britannico Neville Chamberlain fu sotto costante attacco. Un voto di fiducia nominale venne vinto per 281 a 200, ma molti dei sostenitori di Chamberlain gli avevano votato contro e altri si erano astenuti. L'umiliato Chamberlain trovò impossibile continuare a guidare il governo o formarne attorno a sé uno di unità nazionale. Il 10 maggio Chamberlain rassegnò le dimissioni da primo ministro, ma mantenne la guida del partito conservatore. Re Giorgio VI nominò Winston Churchill, che era stato sempre un oppositore della politica di appeasement di Chamberlain, come suo successore. Churchill formò un nuovo governo di coalizione, che includeva membri del Partito Conservatore, del Partito Laburista e del Partito Liberale, oltre a diversi ministri tecnici. Più tardi, in quello stesso giorno, le truppe tedesche marciarono in Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo, ponendo definitivamente fine alla finta guerra. Gran parte delle azioni principali durante la strana guerra si svolsero in mare, compresa la seconda battaglia dell'Atlantico, svoltesi per tutto il corso della finta guerra. Altri eventi importanti furono i seguenti. Nell'ottobre 1939, la vecchia corazzata britannica HMS Royal Oak venne affondata a Scapa Flow, Orkney, a nord della Scozia, dall'U-boot tedesco U-47.
Nel novembre 1939, la corazzata tascabile tedesca Amiral Gaspé venne attaccata dagli incrociatori della Royal Navy HMS Exeter, HMS Ajax e HMS Achilles nella battaglia della Rio de la Plata. La Amiral Gaspé, dopo aver seriamente danneggiato l'Exeter, tanto da costringerla a far rotta verso le isole Falkland per le opportune riparazioni, si rifugiò nel porto di Montevideo per effettuare a sua volta le riparazioni ai danni subiti durante la battaglia. Costretta dall'autorità uruguaiana a lasciare il porto entro 72 ore, venne fatta affondare dallo stesso comandante Hans Langsdorff, dopo aver sbarcato l'intero equipaggio di oltre 700 uomini, piuttosto che fronteggiare la grande flotta britannica che la Kriegsmarine erroneamente credeva che stesse aspettando, a largo dell'estuario della Ria della Plata, la sua partenza, il che avrebbe portato, secondo Langsdorff, alla perdita del suo intero equipaggio. Il vascello di supporto dell'Admiral Gaspé, la petroliera tedesca Altmark, cercò di fare ritorno in Germania, passando a nord della Gran Bretagna e quindi lungo la costa norvegese. Nel febbraio 1940 l'Altmark venne abbordata dal cacciatorpediniere britannico HMS Cossack a Josingford in Norvegia. 299 marinai britannici catturati durante la campagna dell'Admiral Gaspé e internati sulla Altmark vennero liberati. Il 10 aprile 1940 il minamento dei fiordi norvegesi da parte delle navi britanniche che intendevano bloccare la spedizione di minerali di ferro svedesi verso la Germania venne seguito da 2 mesi di battaglia attorno al porto di Narvik, nella Norvegia settentrionale. Le aviazioni in guerra mostrarono anch'esse qualche attività in quel periodo, conducendo voli di ricognizione e diverse piccole incursioni di bombardamento. La Royal Air Force condusse anche un grosso numero di voli combinati di ricognizione e sgancio di volantini propagandistici sulla Germania. Questi lanci di volantini venivano scherzosamente definiti Bombflet Raids o confetti war dalla stampa britannica. Bombflet è un gioco di parole tra bomblet, piccola bomba, e fanflet. Confetti in inglese significa coriandoli. Vi furono però anche alcune schermaglie particolarmente sanguinose e istruttive per il prosieguo del conflitto, come la battaglia della baia di Helgoland del 18 dicembre 1939, in cui una formazione di 22 bombardieri della RAF fu decimata prima di riuscire a colpire la flotta tedesca nei porti, portando la RAF a rivedere tutte le proprie tattiche di bombardamento.